1993, che sono state tra le migliori delle gare lombarde. Piano! Mancano ancora 9 minuti, potete andare dove andare avanti a volare. 54. Il Chiede Biasi, della Consortiva Caprioli, in gara con il numero 66, Silvia Bertonato, della Consortiva Caprioli, in gara con il numero 64, e Sugiada Licandro, della Consortiva Borgomaneo, in gara con il numero 190. L'ora è giunta per la partenza del cadette, partita dunque la gara che assegnerà il primo titolo italiano di giornata. Nessuna caduta. Gianola e si mette subito sulla ronda delle due protagoniste, annunciate protagoniste di questa corsa, atleta trentina dell'Atletica Valle di Navesole. Dai Lisa, dai! La differenza tra le due, ha fatto tempo nella sua e al secondo anno di categoria, reduce dalle vittorie ottenute proprio recentemente a Fiugine. Ragazzi, Si volta a controllare dell'avversaria, non la vede in questa zona del terreno con la copertura delle piante, una decina di secondi di vantaggio per il giro. Inizia un'altra salita. Franci! Dai Franci, via adesso! Dai! Gianola per Cremana, la prima delle migliori della testa lombarda. Francesca Gianola in questa seconda salita, poi da noi altra atleta lombarda del Guanzate in terza posizione, poi andiamo per il 383 per la Borgnese, Samantha Bertolina. Dai Marta, via! 5 minuti e mezzo di gara che stanno affrontando le atleti, hanno iniziato le migliori. La terza salita su questo percorso ricavato qui all'interno del Parco Morelli. Brava Lisa, dai! Gara per quanto riguarda il primo posto, su cui ci sentiamo dire che non c'è storia, troppo forte l'ha fatto Cletti per tutte le altre, mentre si giocheranno il secondo posto la Gianola e la Noni del Guanzate, che erano due pulcine staccate però dalla leader in 10 anche più secondi al termine del primo giro. Brava Anna, 54esima, brava. Vediamo conferma per quanto riguarda il passaggio alla seconda salita, delle posizioni, ma difficilmente cambierà qualcosa. Passa la Battocletti in questo momento, vediamo un po' i tempi in secondi. A Civezzano, ecco qua ormai alle ultime battute della corsa, è entrata qui nella zona pianeggiante che porterà all'arrivo l'atleta della Valle di Non. Accogliamo per il secondo anno consecutivo al titolo di campionessa italiana di corsa in montagna, ultimi metri, categoria cadette, per Nadia Battocletti, Atletica Valle di Non e Sole, va a mettere ancora la propria firma. 8 minuti e 47 il tempo finale su questo tracciato di poco superiore ai 2 km. Conferma in questi metri finali la Gianola, che aveva un discreto margine di vantaggio già in discesa sulla Annoni del Guanzate. Ecco qui che arriva la migliore delle atlete brembane, Francesca Gianola, e subito dietro abbiamo l'arrivo di Francesca Annoni del Guanzate. Terzo posto per lei, al quarto posto va a chiudere l'atleta altoatesina Emma Garber dello Sport Club Meran con il numero 54, Sara Mazzucco, la migliore delle atlete venete del gruppo sportivo Quantin. E poi alle spalle dell'atleta della Quantin abbiamo la numero 205 ed è Leila Ponziani della Xain Perugia, quindi
dalla lontana Umbria sulla gara del San Perugia che va. Ricordo che in questa gara saranno premiate le prime 15 al momento della premiazione oggi pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Sondalo, mentre continuano gli arrivi quando siamo a 10 minuti e 20. Intanto andiamo a scambiare due battute con la vincitrice Nadia Battosetti. Allora eri la favorita, non hai tradito le attese, che impressione hai avuto da questo percorso? Molto bello. Per te insomma una vittoria quasi scontata, anche se non è mai facile. No, bisogna vedere. Bisogna gareggiare. Tu da quanto che fai atletica, da quanto sei cresciuta in famiglia? Da 7 anni faccio CSI, metteva il 2011 in fila. Dove a livello di titoli hai tenuto il conto dei titoli che hai vinto il quinto titolo, sommando ovviamente non solo la montagna ma anche il cross e l'altro, credo. Pista che termina in pista. 25, hai fatto qualcos'altro? Sono bei tempi, insomma un atleta polivalente. Allora se potessi dire la tua preferenza per queste tre discipline, il cross, la montagna e la pista? Cross, va bene, grazie. Per dire la gara o non sapevo? E come hai tracciato questi profili, scendi? Secondo me per me sarebbe meglio salita discesa e poi salire. Però va bene così. Va bene, grazie, ti lasciamo riprendere fiato ovviamente.